Buonasera a tutti, siamo qui a questo incontro con l'avvocato Franco Conte, presidente del Codacons Veneto, Giovanni Coiello, candidato della lista Insieme, candidato al Senato 2, e siamo appunto qui per parlare. È un socio tipo della Banca Popolare di Vicenza. È un socio tipo della Banca Popolare di Vicenza. Proprio per discutere i problemi inerenti proprio a quanto è avvenuto con la Banca Popolare, cosa si è fatto e cosa si sta chiedendo. Quindi io passerei subito la parola all'avvocato Conte. Che bene, ringrazio per l'opportunità. Devo dire che in questo momento di campagna elettorale le associazioni dei consumatori sono molto restie a impegnarsi anche in favore di testimoni importanti, perché la politica è un fatto delicato, passa per il riconvincimento personale, ha in gioco anche una visione globale della società, i capitoli anche importanti non possono delineare un totale programma di società, ma in questa circostanza credo che sarebbe stato un atto di viltà quello di dire noi non ci schieriamo, non testimoniamo perché vogliamo essere sopra le parti, eccetera. No, io credo che ogni tanto, in momenti importanti, bisogna metterci la faccia per dire esattamente, poi lo svilupperemo, questo evento. Circa 2 anni fa io non conoscevo il dottor Giovanni Coiello, ingegnere. Giovanni Coiello, non lo conoscevo, da alcune interviste, presenze alle assemblee, eccetera, è nata una relazione e quindi mi ha portato alla mia attenzione la sua attività di giornalista e soprattutto di un volume che descriveva le storie di 2 banche, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, dall'inizio del 2010 fino a un anno fa, perché il libro ormai è di un anno fa. Ebbene, in quel libro c'è la documentazione di un impegno costante, puntuale, non servile verso i poteri forti, e chissà quanto era il potere di Zonin in quest'area e quello di Consoli nel Treviso, Montebelluna, ti ricorda le prime file delle assemblee con tutti i potenti della regione ad applaudire questi 2 geni della finanza, sa cosa vuol dire scrivere nel 2010 in maniera critica, avvertendo dei rischi, dei pericoli che le notizie dal mondo bancario arrivavano, e lo ha fatto con coraggio, e questo è servito molto poi dopo ai risparmiatori per sapere cosa era successo, perché è successo, per sapere cosa sta succedendo, e quindi un ruolo assolutamente importante per raggiungere l'obiettivo che abbiamo come associazione di tutela dei risparmiatori traditi, il giusto risarcimento. Quindi io, quando Coiello si è presentato in questo raggruppamento che insieme ha chiesto non che io faccia campagna elettorale per lui, non è il mio mestiere, non sarei pessimo, ma che io testimoniassi qual è stato il suo impegno, perché le persone devono essere autorevoli per le cose che hanno fatto, perché con i tempi che corrono, per le cose che compromettono, mi pare che ci pigliano tutti un po' in giro. Allora, quindi sentiamo cosa ci dice. Anche io dico, 2 anni fa non conoscevo Franco Conte, ma la banca l'avevo cominciato a conoscere dal 13 agosto 2010, quando ho scritto il primo articolo in cui cominciavo a mettere in guardia rispetto a quello che stava avvenendo e che molti altri non è che non hanno visto, non hanno voluto vedere. Questo è l'aspetto fondamentale. Il libro a cui accennava Franco Conte è Vicenza, città sbancata. Non ce ne sono più copie, quindi non è neanche pubblicità che facciamo in questo momento, perché è completamente terminato, è esaurito, è disponibile in ebook, in più in cartaceo. Questo libro non è un libro scritto dopo, è una raccolta degli articoli scritti da me in particolare, ma anche da altri collaboratori su vicenzapiù.com dal 13 agosto 2010 in poi. Quindi intanto è una testimonianza che se si vuole fare giornalismo può essere complicato farlo, perché non si ha accesso a certe fonti, o perlomeno si ha accesso soltanto alle fonti, quelle buoniste, e si subiscono delle guerre. In un caso è stato anche denunciato
da Zonin per la questione Fondazione Roy, anche se poi dopo ne sono uscito a testa altissima e dovrebbe vergognarsi di aver fatto spendere dei soldi anche alla Fondazione Roy con questo attacco temerario a me e al giornale che rappresento. Poi in questo libro noi abbiamo dimostrato che anche un piccolo mezzo sul web, se ha voglia di raccontare ai lettori quello che succede, lo può fare. Non è facile, ma lo può fare. Quello che ho pagato lo sto ricevendo in cambio da un certo momento in poi con le pacche sulle spalle, i sorrisi amari, se vogliamo, di tanta povera gente che ha creduto invece ad altri giornali e ha creduto alla banca quando ha impegnato i suoi soldi, pochi o molti che fossero, comunque soldi importanti, per molti, specialmente ripetiamo, sono moltissimi anziani, rimanendo con zero in tasca sostanzialmente. Io Conte l'ho conosciuto dopo che era quasi pronto, ora già pronto il libro, forse siamo conosciuti quando il libro era stato appena stampato, la prima edizione perlomeno, e ho affiancato il suo lavoro nel tempo. Anch'io qualche volta sono stato accusato di essermi esposto per cosa, non so perché, lo sentivo spesso, anche se dovrei essere chiaro, e magari Conte me ne darà anche atto, c'è stato anche qualche bisticcio in qualche fase, perché c'è stata una fase in cui io ero più bellicoso di quando mi apparisse Franco Conte. E per cui perlomeno la prima fase, e non la rinego per niente perché pensavo che si potesse ottenere di più. D'altronde è anche vero che se non si chiede di più non si ottiene neanche il meno, ma non avendo esperienza delle battaglie che Codacons, lui come Codacons fa, ho fatto la mia battaglia da giornalista che era raccontare quello che era successo e speravo di poter contribuire a fare in modo che i soci ottenessero il più possibile da quella banca. Ci sono anche momenti di attrito in cui lo accusavo, tra virgolette, di essere troppo moderato nelle situazioni. Devo dire a posteriori che la strada che ha intrapreso, specialmente alla fine, che lui ha intrapreso dall'inizio, diciamo, che io ho compreso compiutamente da una certa fase in poi, ha portato la Codacons insieme alla maggior parte delle altre associazioni, escluse 2 o 3 associazioni che sono rimaste su posizioni barricadiere, ad ottenere qualcosa, perché il tutto era impossibile ottenerlo, da un certo punto di poi tutto subito è impossibile. Esatto, era impossibile. Tutto con un processo è possibile. Allora, io il mio scopo l'avevo ottenuto con questo libro dimostrando che si poteva fare giornalismo. Il secondo scopo l'avevo ottenuto dimostrando che se ci sono responsabilità, il se non è dubitativo, se ci sono responsabilità di Banca d'Italia, di Consob e di altre entità che non hanno controllato o hanno male controllato, io volevo far capire a questa città che i problemi iniziali nascevano dalla cattiva gestione di Gianni Zonin, non che Gianni Zonin e il suo CDA fossero delle povere vittime in cui tutto era accaduto loro insaputa, e quindi questa era la prima battaglia mia, far capire che errori ce ne sono stati ma partono da una cattiva gestione della banca, personalistiche e per interessi che poi vedremo con la magistratura quali sono stati, sperando che la magistratura vada in fondo. L'altro obiettivo che mi ero posto di ottenere il massimo è la strada che ha percorso Conte la più giusta, perché alla fine cosa ha ottenuto Conte, e poi ripasso la parola a lui magari, ha ottenuto insieme alle altre associazioni un decreto legge che è stato approvato proprio sul filo di lana di questa legislatura, in cui è stato istituito un fondo di rimborso, di ristoro per le vittime di reati finanziari, non un fondo di rimborso a cui si può accedere se si dimostra di essere stati vittime di reati finanziari, cioè di aver fatto degli investimenti in maniera inconsapevole o peggio ancora mal guidati da chi questi investimenti gli chiedeva. Il fondo sicuramente è un fondo che se si guarda per quello che è un piccolo fondo, che sono 100 milioni in tutti in 4 anni, però è un fondo aperto, perché nello stesso decreto c'è scritto che è rifinanziabile e lo stesso decreto individua già delle possibili fonti di finanziamento su cui magari torniamo dopo, e quindi è una cifra esigua rispetto a quello che sta dando per il territorio, ma è una cifra non congelata, quindi incrementabile. E quindi qui posso anche riassumere un po' il perché della mia candidatura. Come Conte il suo mestiere non è fare endorsement a fondi politici, io non sono un politico, sono un giornalista, mi sono candidato con l'insieme che, non ricordo, un raggruppamento di Partito Socialista, ringrazio anche il segretario regionale del Partito Socialista Veneto, Luca Fantò, un presidente in questa occasione, di Verdi, di Area Civica e dell'area prodiana, tanto Prodi anche
con vantaggi e svantaggi per noi, che dipende da come si pensa, secondo me con vantaggi. Prodi ha scelto questa lista come la lista da votare per rimanere nel centro-sinistra da unire e non da spaccare. Poi dicevo, io non sono politico, infatti mi sono candidato per testimonianza, che non vuol dire per testimonianza per 20 giorni, perché il mio impegno continuerà. L'amico Fantoni mi ha chiesto, mi ha fatto nominare come coordinatore vicentino del PSI, io ho accettato perché proprio per dire che io continuerò. I miei voti a cosa serviranno? Questa a volte qualcuno me lo chiede, no? Sei terzo nella lista di una piccola formazione, intanto servono a dimostrare che il mio impegno è ideale, non è un impegno di molti altri, anche di quelli che si occupano di banche, che hanno scelto alla fine di far fruttare il tempo impegnato per i soci per candidarsi in collegi sicuri. Il mio collegio non solo non è sicuro, ma comunque anche se fosse sicuro premierebbe il primo, io sono il terzo. Quindi io ho un'altra testimonianza di impegno civile e politico, come dico la politica va riscoperta, però i voti dati insieme, perché qualcuno mi stima, perché qualcuno ha apprezzato non quello che farò, ma quello che ho fatto, questa è un po' la diversità, servirà a me come arma dialettica, arma con la penna, per impegnare quelli che, grazie anche ai voti che insieme porterà alla coalizione, verranno eletti, perché a quel punto saranno responsabili due volte nei confronti, saranno responsabili come candidati che in qualche modo, come candidati che hanno promesso un certo tipo di impegno, che sono nel caso specifico sulle banche, ma anche sul lavoro, sulla sicurezza, sull'immigrazione e così via, ma avranno un altro impegno come perché li avrò direttamente sostenuti. Quindi non vorrei essere frainteso, se sono critico con chi impegni con me non li ha presi, sarò molto critico con chi impegni per il mio tramite con l'elettorato li ha presi. E quindi io mi candido per raccogliere voti per insieme, sapendo di non essere eletto, ma sappiate che il vostro voto per insieme tramite me peserà forse più del voto singolo, perché sarà una spina nel fianco di chi grazie a noi magari verrà eletto. Mi pare quello che sapevo, la conferma di un atto di cavalleria politica in una stagione di grandi opportunismi, quindi vale la pena sottolinearlo, di grande entusiasmo, e questo dimostra che l'età non è quella della carta d'identità, ma quella del cuore. Finché si può. Poi c'è anche comunque quella biologica. Quindi non posso convincerlo. Siccome l'incontro di oggi voleva anche essere una forma concreta di aggiornamento su quello che sta succedendo, perché bene ha fatto, si sono trovate a un certo punto due correnti di pensiero, una assolutamente maggioritaria, fatta dalle più importanti associazioni di tutela dei consumatori storiche e nate per l'occasione, come Zenino III da Onara, guidata da quella ormai profeta del risparmio che è Patrizio Miatello. Anche lui molto attaccato in una certa fase, no? Sì, per forza. E questo gruppo, che credo più che il mio, è stato di Patrizio Miatello, di mettere insieme, di favorire una coesione e di praticamente stanziare a Roma da settembre in poi, dopo l'approvazione drammatica del decreto che ha messo in liquidazione le due banche, quindi spegnendo la luce, tutto buio. Da lì è ripartita questa azione che ha portato, come ricordava Coviello, a questa costruzione di questo fondo per le vittime dei reati finanziari, che appunto prende le risorse dai fondi dormienti, che sono quei conti correnti, quei depositi postali, quei bassegni, che non sono incassati, e dopo 10 anni che non sono incassati e quindi si considera il titolare dormiente, allora vengono acquisiti alle casse dello Stato e quindi sono sempre cospicui. D'altro canto è facile pensare. Sono un po' più di 1 miliardo. Sì, sono tanti. Basta pensare che siccome sono 1.000 miliardi di risparmi in circolazione, l'1-2% di distratti è compatibile, assolutamente. Quindi c'è questa possibilità, però, e questo è l'appello che ricordo, quindi quello importante che diceva, la partita non è finita, questo è un percorso che si è iniziato, è un processo che si è avviato, e il fatto che tutti i partiti hanno votato a favore
del fondo, della legge di bilancio a dicembre scorso, ci dice che parte bene con il vento nelle vele, però passare dalla fase preelettorale ci porrà il problema di mantenere quello che è il disegno strategico del fondo, cioè man mano che arrivano le domande soddisfare prima quelle dell'età, perché è una cosa che sfugge a molti. Io colgo l'occasione per ripeterlo, anche per questo deve tornare di sicurezza agli interessati. Oltre i 2/3 dei risparmiatori intrappolati hanno più di 65 anni e c'è un motivo: i giovani non hanno risparmio e invece gli anziani avevano portato alla fine della propria vita queste risorse per essere la famosa musina del proprio welfare personale, privato, personale. E quindi questa gente qua non può aspettare anni, tempi biblici della giustizia, eccetera. Per cui questo fondo decide in maniera napoleonesca, dice è stata individuata un'autorità che è l'ANAC, no? Bravo, che non sono le solite, sì, sarà una mera circostanza, non sono la solita Consob e Banca d'Italia rispetto alle quali la fiducia del cittadino medio in questo momento non è proprio al massimo, e questa è l'ANAC che ha già fatto un buon lavoro in un contesto simile e rapidamente le domande verranno istruite e non abbiamo di fronte come un normale arbitrato, questo è interessante. Non abbiamo di fronte la banca, il risparmiatore e uno che decide. Abbiamo di fronte uno che riceve la domanda e la valuta. Non c'è la banca, perché i soldi sono, diciamo, pubblici in un certo senso. Posso fare una domanda? Certo. Perché siccome vorrei anche avere qualche informazione e poterla dare. Io ieri ho sostenuto proprio che chi ci vedrà dopo magari si aspetta, al di là delle cose di principio che abbiamo detto, in cui io credo, ma anche do del tuo a Franco perché ci diamo del tuo ultimamente, no? Avendo bisticciato ci dà del tuo, no? Dopo aver bisticciato, per i soci delle banche. Ecco, io ieri in un altro incontro analogo ho detto questa cosa. Siccome il politico o l'aspirante politico cerca le colpe che stanno sempre nell'altra parte, nella parte avversaria, o magari anche amica, ma che comunque in quel momento lì sta bisticciando il voto, la tendenza, anche ieri in questo incontro che c'è stato con la Casa del Consumatore, lo posso citare, che fa parte di quel gruppo di associazioni, di molte associazioni che hanno fatto quel percorso simile a quello che ha fatto Codacons. Ecco, allora ieri ho sentito a un certo punto di un incontro abbastanza lungo, oggi cerchiamo di essere più... ho sentito che un signore interviene dicendo: ma sì, vabbè, ma io ho capito tante cose, ma ho capito anche che qualcuno non ha capito. Tipo, mi dite voi quattro, eravamo in quattro ieri, no? Mi dite voi quattro esponenti di forze politiche cosa, in 10 parole, cosa vi impegnate a fare per farci ottenere i rimborsi, i soldi il prima possibile. Ha detto un po' in dialetto, ma comunque era abbastanza chiaro. Allora io ho visto una gara da parte dei presenti, a parte uno che ha detto: ma noi abbiamo 400 tavoli di lavoro, un gruppo nuovo, su questi tavoli ancora non abbiamo affrontato l'argomento, per cui è più corretto non rispondere. Si è beccato un po' di fischi, ma è normale, perché si è salvato in corda. Esatto. Poi c'era un esponente della Lega che se ne è uscito con delle amenità, tirando in ballo le responsabilità di tutti, per cui tutti sono responsabili, meno gli esponenti politici della Lega Nord. Chi vuol vederlo può vedere che abbiamo messo il video, quindi si può andare a guardare. E poi c'era un'altra persona che stimo, fa parte del Movimento 5 Stelle, Luca Canale, che è un socio truffato anche lui, ha fatto anche lui le sue battaglie, poi ha scelto di candidarsi, ma ha dato delle ipotesi. Però tutte le ipotesi di questi signori erano: dovrebbe pagare il CDA, dovrebbe pagare Zonina, dovrebbe pagare la Consob, dovrebbe pagare Banca Italia, dovrebbe pagare Intesa. E la proposta di 5 Stelle la Banca d'Italia non deve più dare dividendi alle banche che sono soci di Banca d'Italia, e lì troveremo subito 600 milioni.
Io mi sono permesso di fare questa osservazione, però vorrei verificarla perché l'ho fatta in base all'esperienza sul campo da giornalista, non da tecnico. Dico, avete tutti ragione, no? Nel senso che sbaglia chi paga, cioè paga chi sbaglia, scusa, paga chi sbaglia e di conseguenza deve pagare il CDA se è responsabile e sarà una struttura, un se politico questo qui. Devono pagare le revisioni, devono pagare i sindaci, devono pagare Banca d'Italia, Consob, deve pagare secondo me, a mio parere, anche Intesa che ha rilevato a 50 centesimi una banca e a 50 centesimi un'altra banca tutte le attività, ma ha lasciato i problemi in capo a chi è ceduto, e questo nella normativa nella civilistica normale non avviene, se no rileva i beni, rileva anche il male. Dico, ma tutto questo qui è vero ed è giusto eticamente che avvenga, però far pagare questi signori il giorno in cui richiede tantissimo tempo, anni, perché se abbiamo sentenze ci saranno opposizioni e così via. Dico, io vedo un percorso che può essere semplicista o mi sembra più semplice. Il decreto, e qui va la domanda che, scusa, l'ho messo un po' lungo ma anche lo spiegato, tutta. Il decreto fissa come voce importante da cui prelevare denaro per quel fondo i fondi dormienti. Dico, allora, io la cosa che posso suggerire è di impegnare tutti i 1000 parlamentari che verranno eletti, gli elettori, voi elettori, votate chi vi pare, ma i 1000 elettori, i 1000 parlamentari che andranno a Montecitorio, dove vanno, voi andate in piazza in 117.000, di quei 118.000 magari 1000 erano pure i birichini dei soci, no? Ma cioè, andate in piazza invece che in 100, 200, andate in piazza tranquilli, senza fare violenza, e non liberate la piazza, è simbolico il discorso, fino a che quei 1000 parlamentari tutti insieme non decidono che quei fondi delle banche dormienti che non sono delle banche, che non sono più di nessuno perché non sono più reclamati, che le banche utilizzano come cassa, vengono prelevati dalle banche che li usano impropriamente, vengono dati ai soci, poi un domani, quando la giustizia avrà fatto il suo corso, quando verranno trovati eventualmente responsabili CDA, revisori, Banca d'Italia, Consob, Dubito, Intesa e così via, se lo Stato può recuperare altri denari, li va a prendere da quell'altra cosa, ma intanto ai soci si prelevino quei 2 miliardi di depositi dormienti e si diano ai soci. Dove sbaglio? Beh, la mia riflessione su questa vicenda è che intanto una notizia tecnica: se non cambiano i capi di imputazione i reati sono pressoché prescritti. Già adesso. Questo per dire da tecnico, cioè perché non si arriva alla prima sentenza. Diciamo che se si arriva per caso alla prima sentenza, la stessa risulta legata alla seconda e per la seconda non si arriva sicuramente. Quindi per quanto accelerino siamo messi male sotto quel profilo, salvo che non si evolva in bancarotta fraudolenta, e allora a quel punto lì i tempi di prescrizione passano a 14, 15, 20 anni, cioè aumentano in maniera per cui il processo potrà avere esito. Detto questo, io devo anche aggiungere che tutti i sequestri che vediamo sui giornali, devo dire che colpiscono la fantasia delle persone e 100 milioni, 50 milioni sono un segnale importante che qualcosa si muove. Purtroppo però ai fini concreti quei sequestri sono collegati al processo. Se il processo sfuma, sono cautelativi, i sequestri sfumano, quindi c'è molta più aspettativa. L'unica soddisfazione di carattere psicologico è che almeno quei beni sono sottratti alla disponibilità dei mariuoli e quindi non c'è più vuol dire, la gente mal sopporta vedere che certi beni sono nella disponibilità di questi criminali del credito. Quindi, ma è una situazione meramente psicologica. Tornando un po' al discorso i fondi dormienti potrebbero essere acquisiti rapidamente oppure no? No, i fondi dormienti non sono né acquisiti né lentamente. Quando scadono 10 anni... Ma sono 2.100. Ma no, ma sono 2.100 sono probabilmente quelli
del 2017. No, quelli esistenti. Quindi... No, non è così. Ogni anno maturano. E ogni anno maturano perché la legge la fece Tremonti nel 2006, in occasione di quel problema che c'era Bond Argentini, Parmalat, Cilio, quindi si creava questo fondo. Che tra l'altro, come sempre in Italia, abbiamo fatto il fondo per la guerra del Bissino, poi la guerra del Bissino l'abbiamo più fatta, vuol dire, per l'Africa. Non sono poi stati proprio utilizzati, ma il fondo ha cominciato a produrre cose. Il primo anno della legge Tremonti si sono trovati dormienti tutti i fondi dal 1990. Fino a quando cioè, ma dalla prima guerra di indipendenza, sì. E quindi furono decine di miliardi, decine di miliardi furono. Poi ogni anno cominciava a scattare quello di competenza, cioè il 2006, 2007. Non voglio dire, ma esistono questi fondi? Non sono stati spesi? Adesso, per darvi un'indicazione, a parte che esiste un po' di incertezza quando eravamo a Roma nessuno era in grado di dirci quanto, come, perché. Che sono nelle banche, dentro. Probabilmente sono nelle banche, però sono tecnicamente già spesi. Per esempio, dopo un certo approfondimento, una parte di questi fondi del 2017 sono finiti per le politiche della scuola, capisci? Cioè, voglio dire, adesso, senza offendere i futuri ministri, che pare siano tutti generali dei carabinieri, ma facendo l'umorismo che i carabinieri legittimano, no? Per la loro simpatia, cioè non è che qui questi soldi sono per il caffè, questi soldi sono per le sigarette e non comprava perché non si ricordava quali soldi erano. I soldi sono soldi, quindi se li uso per una cosa puoi usare per l'altra. Morale: ogni anno si contabilizza quanto è maturato di sonno e sono disponibili e nella finanziaria vengono utilizzati. Ok. Quindi la domanda è quanti sono, è tecnicamente imprevedibile, ma storicamente ormai da qualche anno si naviga sulla cifra di 2 miliardi, ampiamente capienti per soddisfare. Si può fare pressione perché i parlamentari destinino quei miliardi. Ma questa è una delle cose che tu hai accennato, che cioè la mobilitazione non è finita con la legge di bilancio che ha istituito il fondo, è cominciata. Cioè, dobbiamo rimanere mobilitati perché la gente. Ieri un socio mi ha detto, poi posso parlare a Luca, vedo anche che c'è tra i presenti c'è anche Ennio Rosetto, e poi magari lo invitiamo al tavolo per fare un saluto. Volevo dire, purtroppo l'età comincia a incidere sulla memoria breve, no? Questo è il discorso che pesa. Un signore alla fine, quando io ho detto 118.000 truffati dalla Banca Popolare di Vicenza, 88.000 di Veneto Banca, mettiamo 2 banche insieme, dico, io li ho visti in piazza poche volte, qualche migliaio, e generalmente 5, 6, 10. Dico, se voi andaste tutti insieme, era praticamente una provocazione. Questo mi ha fatto un'osservazione che la ripeto qui, no? Ha detto, ma senta quello, perché non fa una cosa? Scriva questo biglietto, che io posso scrivere ancora, no? Mi sono rimesso dietro, posso scrivere, scriva questa cosa che per muovere la gente, che c'è una nuova disposizione per cui i rimborsi andranno soltanto a quelli che manifesteranno. Vuol vedere che le piazze le riempiamo? Ecco, questa era una battuta triste, perché spesso anche gli italiani protestano, se la prendono sempre con qualcuno che qualcun altro, però l'impegno che dovrebbe metterci direttamente, quello a cui sta facendo lei anche riferimento, quello di è soltanto un inizio questo fondo. Il buon fine, il buon esito, la crescita dipende dalle pressioni. Certo. Questa idea adesso è provocatoria, no? Di dire va soltanto a chi manifesta, potrebbe incrementare il numero dei manifestanti e quindi fare in modo che il fondo sto sorridendo, sono cose serie, però anche qui la partecipazione, qui parliamo di elezioni, no? Se le elezioni non si votano, ci si può lamentare che poi si governa, qualcuno decide male, neanche se c'è il diritto al voto. Se le associazioni non ottengono quello che vorrebbero, però non spingono gli eletti. Si pone un problema molto delicato, non di poco conto. Io sogno una società, una democrazia. Per esempio, a me spiace quando facciamo un'azione come Codacons di dover vedere, per esempio, faccio un esempio della TIA. Sapete che oramai la Cassazione ha fissato in 5-6
sentenze tutte quante confermative che l'IVA applicata alla tassa sull'igiene urbana per l'Expo Asse è caricata dell'IVA che non deve essere caricata. Allora, quando questo è fatto, io mi aspetto che uno Stato civile mi mandi a casa e dice: siccome io ho uno Stato civile, una società municipalizzata civile, io ho, anch'io sono scivolato sempre lo Stato, ogni tanto sono le società intermedie, la società municipalizzata che percepisce la TIA la restituisce e la manda con la bolletta e dice: guarda, questo è il tuo conto di TIA. E non gradisco che la gente si debba mobilitare per avere un diritto. I diritti devono essere esercitati. Sì, però devo anche dire che se non ci fosse stata una mobilitazione, se non avessi fatto una marcetta su Roma, era 1 migliaio, ma insomma ha avuto il suo peso quando siamo andati a Roma il 4 di ottobre, mi pare. Non nel 22, no? No, il 22 non vorrei. No, abbiamo fatto una roba piuttosto importante, rappresentativa, sono partiti tanti, proprio da Schio, sono partiti dalla tua amica molto brava Elena della Casa Consulatore Sepum, ha fatto lei, cioè vuol dire, abbiamo fatto una mobilitazione importante e questo conferma quello che diceva Coviello, cioè che bisogna rimanere attivi e continuare la pressione, perché purtroppo se vogliamo i fondi dormienti non possiamo dormire. Esatto. C'è una domanda. Sì, io volevo chiedere a Nicola Piva, che è azionista e risparmiatore, no? Qual è la percezione dello stato delle cose? Io volevo fare alcune domande in questa occasione, in particolare la domanda di ammissione del conto passivo, che punto era, e anche di conseguenza anche la costituzione di parte civile, che è stata la conseguenza dell'ammissione allo stato passivo. A che punto siamo? Sono due domande molto importanti, perché proprio l'altro ieri sono stati pubblicati i decreti del MEF, Ministero dell'Economia e Finanza, che ha fissato la distribuzione tra la banca intesa, tra la SGA, che è la società che gestirà i crediti, i famosi NPL, i crediti non performing loans, sono i crediti difficili, bravo, e quindi insomma, conclusione, caro Piva, la domanda di ammissione al passivo deve essere fatta entro il 23 aprile prossimo, quindi sono poco meno di 60 giorni. Ed è indispensabile farlo. Su questo ci sono diverse correnti di pensiero, perché anche qui lo diciamo, perché poi la gente poi scopre l'acqua calda. Diverse correnti di pensiero, una dice che è quella dei professionisti, quella dei ragionieri preparati, quella dei professori, dicono che un credito sia messo al passivo deve avere due requisiti: deve essere liquido ed esigibile, e purtroppo il credito del risparmiatore, siccome un credito ha un danno che deve essere accertato, non è né esigibile né quantificabile, deve essere determinato appunto e esigibile. Allora la nostra posizione, ma condivisa da molte delle associazioni, è che va fatta, perché naturalmente va fatta anche qui bene, perché bisogna, c'è la competenza e la competenza, va fatta perché è probabile che per la situazione in cui ci troviamo, alla luce anche qui, altro discorso, per usare cioè non c'è nessuno che parla bene della commissione di inchiesta parlamentare. Sì, ma chiudiamo questo discorso. Ma la commissione parlamentare ha diciamo, bloccato, ha limitato, ha impresso a caratteri di fuoco il concetto che c'è stata una malversazione delle due, dici, ma è ovvio, no? Finché lo diciamo noi, quindi c'è una cosa, e quell'accertamento di quel danno ha fatto sì che è possibile che quando un azionista risparmiatore faccia un danno espressivo, citando per esempio
visto quanto è emerso che c'è stata dalla commissione d'inchiesta che c'è stata, allora lì la possibilità, quindi conclusione, va fatta, la domanda va fatta, il tender mi raccomando entro il 23, può essere fatta con la PEC, con la raccomandata, può essere fatta anche direttamente dall'interessato, magari consultandosi, o con l'assistenza. Posso aggiungere una cosa di quello che penso di aver capito io quando siamo scambiati delle informazioni ultimamente? La richiesta di ammissione al passivo va fatto per questo motivo, perché si possa essere ammessi, ma anche nel caso in cui non si venga ammessi al passivo, diventa uno dei documenti da poter, la richiesta da poter esibire all'ANAC, quindi all'autorità di cantone, per dire: io chiedo di accedere al fondo di rimborso per i soci, per i reati finanziari, e ho fatto anche domande di ammissione al passivo. Che venga accettata, ottimo; che non venga accettata, però è un documento che si è fatto una richiesta e quindi si può rientrare, giusto, no? Perché secondo me è importantissimo. È la stessa cosa, anticipando lo stesso motivo, diciamo trasversale, per la seconda domanda. Allora è chiaro, entro il 23 di aprile. L'altra domanda per la costituzione di parte civile, anche qui i termini qui sono un po' più imprecisi. Il 21 di aprile, allora, non vorrei sbagliare, ma per legge la costituzione di parte civile poteva essere fatta in qualunque delle udienze preliminari, e può essere fatta come termine ultimo nella prima udienza del Dipartimento. Quindi cosa vuol dire Dipartimento? Come sto diventato esperto pure io, no? Quando il GUP, il giudice delle udienze preliminari a Roma per Veneto Banca, a Vicenza per Prova di Vicenza, questa è un'altra anomalia, comunque non lasciamo perdere questi discorsi qua, quando il giudice deciderà, ed è abbastanza probabile che lo vada a decidere, il rinvio a giudizio degli imputati, sono già imputati, degli imputati, fisserà le udienze di quello che è il vero e proprio processo, che in effetti è cominciato dal primo il Dipartimento, si va in aula a discutere. È possibile presentare come termine ultimo la costituzione di parte civile nella prima udienza del Dipartimento, oltre quelle scattano e lì è finita. Perché allora, bisogna presentarla assolutamente, chi l'ha presentata già però potrebbe doverla integrare, a questo a Roma, ormai sono diventato quasi esperto in questo campo, siccome a Roma ci sono due posizioni adesso, e che secondo me qualcuno dovrà pure unificare queste posizioni, magari la Corte Costituzionale o qualche organo, la Cassazione. C'è una posizione in cui i soci delle associazioni della banca hanno chiesto al giudice dell'udienza preliminare di Roma di coinvolgere come possibile responsabili dei danni, quindi essere chiamati in causa per pagare i danni anche Banca Intesa, in quanto ha acquistato Veneto Banca a 50 centesimi. Un'analoga richiesta, anche se in un ambito tecnico leggermente diverso, ma leggermente diverso non è poco, è stata fatta a Vicenza per la Banca Popolare di Vicenza. Ci troviamo in una situazione in cui il CUP di Roma ha detto viene chiamato in giudizio anche Banca Intesa, che non vuol dire che è responsabile, viene chiamato in giudizio anche Banca Intesa per eventualmente, se condannata, pagare i danni che le competono, mentre a Vicenza è stata presa una posizione opposta, ripeto, l'ambito tecnico è un po' diverso, non ci andiamo in dettagli, in cui si è detto no, Banca Intesa è fuori dal procedimento. Quindi però la costituzione di parte civile, chi a Roma l'avesse fatta contro gli imputati precedenti, deve rifarla, integrarla, perché dovrà costituirsi parte civile anche nei confronti di Banca Intesa. A Vicenza questa cosa ad oggi non è possibile, perché Banca Intesa non è stata chiamata a rispondere. Probabilmente dovrà entrare un organo giurisdizionale di un certo livello, perlomeno per assimilare le posizioni, perché ci troviamo in due situazioni totalmente diverse. Un'altra domanda che mi viene fatta ricorrente è che i recenti sequestri, per esempio quello di 106 milioni, è stato collegato con l'aumento di capitale del 2014. Ci sono maggiori possibilità di risarcimento per questi ultimi risparmiatori, cioè coloro che hanno partecipato all'aumento di capitale del 2014? Sì, questa è una domanda anche importante, perché un po' passato in secondo piano, ma si è sviluppato un altro filone di indagine a fianco a quella contro la prima, contro Zonin per aggiottaggio, lo Stato della vigilanza della stabilità. Questo è quello che ha preso l'interesse di tutti e quello per cui appunto si sono costituiti per parte. Ce n'è stato un altro filone che invece è nato sul presupposto che
il prospetto elaborato nel 2014 per l'aumento di capitale, che è l'ultimo di Banca Popolare di Vicenza, quell'aumento di capitale lì non aveva di fatto adeguatezza informativa, chiamiamola così, e quindi non doveva, il Consob ha dato l'ok per l'aumento di capitale su dati che non erano veritieri e quindi automaticamente si sgonfia. Allora tutti quelli che sono stati individuati e sono circa 8.500, ma non che hanno fatto la causa ad hoc, questo è un po' è un fatto positivo, cioè hanno individuato nelle indagini 8.500 persone per le quali c'è stato l'intervento di un sequestro fatto addirittura dal DM, questo a tutela del perimetro delle rivendicazioni di questi 8.500. È evidente, è qui che adesso non ricordo se è il 21 marzo o il 21 di aprile, mi pare che sia purtroppo il 21 di aprile, cioè ancora più in là, i giudici decideranno se unificare questi due filoni o lasciarli separati, e probabilmente con l'unificazione di questi filoni emergerà un'ulteriore integrazione, anche se i responsabili sono gli stessi dei due filoni. E quindi in quella sede lì probabilmente... In questo baiano aggiungiamoci che anche la Procura di Roma ha chiesto il giudizio degli imputati di Veneto Banca, che sono molti di più. L'altra anomalia, perché mentre Roma ha, secondo me correttamente, non sono avvocato ma per prassi giuridica, ha coinvolto come responsabili non solo i membri del CDA di Veneto Banca ma anche gran parte dei sindaci, a Vicenza si ritengono importanti, si sono indagati, anzi sono imputati in questo momento, comunque quando comincia l'udienza criminale si è imputati, soltanto 7 tra ex amministratori, membri del CDA e dirigenti, quindi questa è un'altra differenza di comportamento, cioè a Vicenza non si è ritenuto di indagare addirittura, non si è indagato sui sindaci che invece sono, anzi spieghiamo un po' chi ci vede, il sindaco dovrebbe essere il garante rispetto ai terzi delle operazioni condotte in un'azienda, quindi paradossalmente il sindaco è ancora più responsabile dell'amministratore, perché il sindaco deve dire al terzo, vedi che l'amministratore ha amministrato bene, ti sta dando dei dati. Stranamente a Vicenza questa cosa qui non è stata presa addirittura in considerazione, quindi sono stati indagati 11 persone, non 7, e la Guardia di Finanza nei rapporti finali, noi abbiamo pubblicato questi rapporti su Vicenza Più, la Guardia di Finanza ha ritenuto che tutti e 11 fossero, per tutti e 11 ci fossero elementi per chiedere un rinvio a giudizio, la Procura di Vicenza l'ha chiesta soltanto per 7. Esatto. Di quegli 11 comunque non faceva parte nessun sindaco, neanche in fase di indagini, e questa è un po', diciamo, una stranezza biancorossa, non so come chiamarla. Si è tenuto conto che quando arrivò Atlante non mise nessun amministratore veneto provvistamento nell'ambito di ideologia e televisione. Ma se parliamo di anomalie, c'è un'altra anomalia e poi magari la chiudiamo, sono nelle due che l'ho notato l'altro giorno, non ho avuto il tempo di confrontarmi anche con lei, essendo in campagna attuale è faticoso, vedo Ennio Tosetto, lo risaluto di nuovo, è faticoso fare una campagna elettorale perché ci si impegna. Ho notato un'altra anomalia che si innesta sulla precedente, insieme al decreto legge di cessione sono stati nominati i commissari liquidatori delle due banche. Nelle due triadi dei commissari fa parte Fabrizio Viola, che sicuramente è una persona stimabile, però è anomalo che venga nominato tra i commissari liquidatori un ex amministratore, perché Fabrizio Viola era amministratore delegato di Popolare di Vicenza ed era presidente del comitato strategico di Veneto Banca. Questo qui in un'azienda normale non riguarda quel decreto 99 su cui molti avanzano delle ipotesi di incostituzionalità, è stato nominato commissario. Poi hanno dato un'altra anomalia, proprio in quella, lei faceva riferimento al MEF che ha definito il passaggio dei crediti derivati alla SGA perché poi li vada a liquidare e così via. Il documento che fissa le modalità di cessione eccetera eccetera, i passaggi, è firmato da Fabrizio Viola il giorno 21 febbraio 2018. A me risulta che Fabrizio Viola si sia dimesso
dal suo incarico di liquidatore il 31 gennaio 2018. Secondo me sicuramente sarà stato corretto, magari, ma vedere un commissario che si è dimesso, che già ha un incarico in una società di revisione, una società importante di consulenza, e poi firma un atto ancora come commissario liquidatore, secondo me apre altri scenari. Cioè, secondo me questa situazione non è stata gestita perlomeno con la chiarezza indispensabile, sicuramente prima che avvenisse il misfatto, perché tutto era la Banca Popolare di Vicenza poiché trasparente, ma anche dopo di atti discutibili ne sono stati fatti. Qui nasce un metodo mentale diverso. Io sono stato per oltre 35 anni dirigente d'azienda, quindi per me l'obiettivo era il risultato. E quindi secondo me la presenza di Fabrizio Viola dentro la liquidazione era un'opportunità, perché lui, non essendo compromesso né con il regime Zonin né con il regime intermedio di Dolcetta, ma arrivato praticamente alla fine per prendere in mano le redini, era tutto sommato immune dai peccati precedenti, ma aveva un requisito per la liquidazione: conosceva la situazione, perché aveva fatto mesi campi, eccetera. Per cui per me, torno a dire, ma l'altra visuale che la conosceva così bene da poter nascondere dei fatti, cioè non sono noti e continuano a essere noti. Certamente, ma Fabrizio Viola, non dimentichiamo che è stato nominato amministratore delegato di Popolare di Vicenza e presidente del comitato strategico di Veneto Urbano. Qui torno giornalista, ma è il motivo comunicato in fondo. È stato nominato quando lui è indagato. Fabrizio Viola è indagato insieme a Profumo per reati identici, aggiotaggio e così via, per non passi insieme. Non vuol dire che anch'io sono indagato, quindi ma anche qui, ma fuori essere io coniugo giustizialismo con efficienza. Sì. Anche qui. Il fatto che lui fosse indagato, lui certamente, ma dato tecnico, era indagato. Poi dopo però il PM l'aveva mandato, l'aveva prosciolto. Su una parte dell'inchiesta, non l'aveva prosciolto. Il PM cosa ha fatto? Ha fatto l'invio coatto, non so, c'è un termine adesso che non riesco. L'Egitto, quello sì, aveva detto no, a me non mi va bene che tu il PM ha chiesto l'archiviazione e il GIP invece l'ha fatto d'ufficio, non l'archiviazione, il rinvio a giudizio. Lo ha fatto e quindi voglio dire, la situazione torno a dire. No, ma io non sto. Ma io sto solo spiegando. La confusione è totale. Cioè, la confusione è totale, ma io sto spiegando. Bisogna avere sempre l'occhio, giustamente. Tu devi fare il tuo mestiere a chiedere trasparenza. No, faccio come cittadino perché no, trasparenza. Io invece, torno a dire, da questa mentalità rovinata da tanti anni in azienda è quella del risultato. A me l'idea che ci siano 3 professori blasonati a fare i commissari e 3 professori blasonati, perché sono 6 in tutto, non mi dà nessuna garanzia. Io faccio un'apertura e chiudo, perché poi chiudiamo anche l'incontro. Se facciamo qualche domanda, ma lo chiuderei. Attenzione, anche il professore che faceva le perizie per dare un valore all'azione della Banca Popolare di Vicenza era un professore blasonato da Bocconi che ha firmato e sottoscritto che le azioni vanno 62,50 euro, 62,50 €. Quindi che sia blasonati, può essere blasonati per un blasone reale, ma a volte il blasone si utilizza per acquisire potere. Io non sto dicendo che Viola è uno che mi dà lui Viola è stato capace di portare a casa 600 e passa milioni dagli amministratori del Monte del Paschi. Sì, ma Fabrizio è lo stesso che è stato coinvolto in una vicenda per cui tutti il famoso derivato Nomura di Monte dei Paschi stava nella cassaforte e nessuno lo conosceva. Voglio dire, quando parliamo di finanza si parla veramente di argomenti complessi perché si va al di là dei conti. Chiudiamo su questo. Allora, viva a Coviello che cerca di chiarire tutte le cose possibili. Il mio parere è riflettere sul fatto che molte volte per la sede della precisazione rischiamo di buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché la competenza di Fabrizio in una congiuntura delicata a mio avviso è importante. Dopodiché no, ma non sto negando questo. Sì, dopodiché vigilare, perché dopo non si sa mai cosa si nasconde. Perché poi tutto questo discorso qua lei ha fatto una premessa, no? Aveva detto che questo incontro
lo promuoveva in qualche modo, perché serve una stampa libera, no? Serve una stampa che informi senza troppi vincoli. Non dico che i vincoli non esistono, ma senza troppi vincoli. Allora, se noi non capiamo spesso, d'accordo che il risultato va raggiunto, ma non voglio neanche essere machiavellico, anche perché quella famosa frase il fine giustifica i mezzi, non vorrei essere pignolo, ma Machiavelli non l'ha mai scritta, è un'invenzione postuma. È come De Coubertin, che avrebbe detto che l'importante è partecipare. De Coubertin non l'ha mai detto, hanno soltanto estratto delle parole e le hanno messe insieme. Voglio dire che bisogna essere pratici e pragmatici. Tutto quello che oggi concorre, e qui vorrei un po' tornare al socio emblematico, abbiamo invitato le domande tutti, altrimenti le faremo dopo da soli, è che tutto quello che concorre a far recuperare ai soci il maltolto, ben venga. Però secondo me rimane per deformazione professionale, lei è presidente di un'associazione di consumatori, quindi punta all'obiettivo. Il mio obiettivo, io penso che per puntare all'obiettivo bisogna anche far chiarezza. Quindi bisogna che il tavolo sia chiaro, perché comunque sia, e purtroppo questo non lo sapremo neanche fra 10 anni a sentenze pronunciate, se verranno mai pronunciate le sentenze, comunque sia questa vicenda delle banche venete, ma insieme ad altre vicende di altre banche, perché non è l'unica storia, si è venuta a creare anche perché per parecchio tempo non si è fatta mai abbastanza chiarezza. In ambito finanziario è complicatissimo perché i giochi di potere sono enormi sicuramente, però secondo me uno Stato democratico che veramente voglia essere tale, e questo non è politica, dovrebbe essere chiaro. La trasparenza per Veneto Banca e per la di Vicenza non c'è stata, e anche molti altri successivi. Vedi il passaggio in una notte a Banca Intesa, tutto è stato quel passaggio purché trasparente. Questo penso che vi dia atto, però lì c'è il motivo per dire Intesa paga i danni, visto che ha guadagnato 3 miliardi e mezzo nell'operazione, paga i danni perlomeno. Ecco, non so se c'è da fare un saluto anche da parte di Luca. Io niente, io a nome del partito ringrazio Coviello per l'impegno che sta approfondendo in questa campagna elettorale. Ringrazio i presenti, ringrazio solidarietà al socio l'azionista Nicola Piva, ringrazio il presidente Nicola De Consiglio. Grazie a voi. E il candidato Giovanni Gabriello, continuerà a combattere, continuerà a combattere insieme Senato 2. Grazie. Grazie.